confini della storia con Angelo Floramo, un podcast di Banca 360 FVG. Tra il 1878 e il 1879, nel piccolo borgo carnico di Verzegnis, accade un fatto che farà scalpore. Sicuramente smuove l'anima della comunità, ma ben presto richiamerà l'attenzione sia della Chiesa che delle istituzioni, perché un gruppo consistente di donne, di giovani donne, viene preso improvvisamente da strane convulsioni, da fenomeni apparentemente non spiegabili, che vengono associati immediatamente ad una possessione demoniaca, questo perlomeno nell'ambito dell'immaginario collettivo. Non era cosa infrequente, né tantomeno assente dalle cronache, dalle registrazioni, dai faldoni della Santa Inquisizione, che agì profondamente in tutto il territorio friulano nei secoli, segnalare avvenimenti simili a questo, e cioè donne che, dice l'inquisitore, per la loro naturale debolezza e propensione al colloquio, al commercio con il demonio, aperte e chiuse le virgolette, potevano essere porte attraverso le quali gli spiriti maligni entravano ad infestare le loro anime. E tutto questo non solo per tormentare la figura della donna, ma anche per creare disordine, litigi all'interno del paese, una situazione di paura e di sospetto, laddove, secondo la tradizione, il diavolo e le sue falangi avrebbero potuto trarre particolarmente vantaggio. La cosa è curiosa perché la più giovane di queste indemoniate, così vennero chiamate, aveva soltanto 15 anni. I segni sono inequivocabili, perlomeno questo riusciamo a trarre dalle cronache, dalle testimonianze dell'epoca, occhi che vengono ribaltati dietro le palpebre, la bocca che schiuma, quindi una salivazione molto forte, delle convulsioni, un tremito che prende l'intero corpo, ma questo potrebbe quasi sembrare una crisi convulsiva di tipo psicotico prevalentemente, oppure epilettico. La cosa che destava più attenzione, anche più sospetto, era la fuoriuscita di versi, di muggiti, di strani efflati che facevano davvero molta paura a coloro che erano presenti attorno al letto o nelle vicinanze di queste ragazze e di queste donne. In più pare che i fenomeni diventassero ancora più evidenti alla presenza del sacerdote o alla presenza di un uomo di chiesa. Quindi nel momento in cui si avvicinavano i paramenti sacri, queste ragazze esplodevano ancora di più in atteggiamenti difficilmente controllabili. È complesso cercare di dare oggi una reale definizione di quello che può essere accaduto. È interessante in qualche modo creare un parallelo in quello che accadeva in una borgata sempre di montagna, a Clausetto, in cui durante la ritualità della settimana santa era cosa assolutamente frequente vedere, durante le processioni, soprattutto del triduo pasquale, vedere donne che cadevano in terra in preda alle convulsioni. Lì esisteva già una ritualizzazione di questa esagerazione, se vogliamo, di spiritualità unita a esoterismo, una ritualizzazione forte per cui il sacerdote a Clausetto conosceva molto bene determinate preghiere specifiche, la possibilità di avvicinarsi con oggetti sacri, con crocifissi, con acqua santa, in modo tale da riuscire a compiere il rito, che diventava quasi un modo per detendere le tensioni di una vita sicuramente molto difficile, soprattutto per quanto riguarda il mondo del femminile, e che ritualizzava in questo modo la fatica dell'esistenza. Questa è perlomeno la risposta che si sono
dati gli antropologi esaminando quello che è accaduto a Clausetto, e noi potremmo quasi applicarlo in maniera molto verosimile anche per le indemoniate di Verzegnis, per quanto quel fenomeno lì fu un fenomeno abbastanza circoscritto, si chiuse in quel biennio di cui si è detto, mentre la ritualizzazione di Clausetto fu estesa in un periodo di lunga durata. Ma gli strumenti sono proprio gli stessi. Che cosa accadeva? Accadeva che il Regno d'Italia era arrivato relativamente da poco in quel territorio. 1866 l'intera area carnica assieme al Friuli passa alle dipendenze del Regno d'Italia. Fino a Pontebba e fino allo Iudrio è Italia, il resto continua ad essere Austria. Cos'era venuto a cambiare dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico? Il Friuli era caduto in una profonda depressione di tipo economica. Nell'ambito della territorialità e della contiguità territoriale con l'impero austriaco c'era un'amministrazione del territorio, ma anche una veicolazione delle merci o delle maestranze molto ampia. Coloro che vivevano a Tolmezzo oppure a Udine o a Gorizia facevano parte di un impero ampio, grande, che aveva quali capitali Vienna, Praga, Buda, Pest, Lubiana, Zagabria. Quindi esisteva una possibilità di lavorare su di un mercato molto più ampio. Cambiando la prospettiva politica, il Friuli visse un periodo di regressione iniziale molto, molto forte, che indusse molte persone alla migranza. Tanti furono i maschi che partirono dai villaggi, compresi dai villaggi carnici, nel tentativo di trovare fortuna in quello che ormai era diventato l'estero, perché ormai non eravamo più concittadini della Mitteleuropa. Le donne erano rimaste da sole. E donne rimaste da sole diventavano ancora più esposte a tutti quegli spettri, a tutti quei fantasmi che dalla scarsità del cibo traggono forza per entrare a far parte del lato oscuro della psiche, per cui quello che oggi si tende generalmente ad affermare è che si sia trattato di un momento molto forte di psicosi di massa, capace di colpire una categoria molto debole della popolazione, e quindi la parte femminile della zona di Verzegnis, resa ancora più debole e ancora più esposta dalla mancanza delle figure maschili, la privazione dell'affettività, per esempio, la stessa privazione della sessualità, della costumanza, della consuetudine della vita all'interno del nucleo familiare, aveva esposto queste donne ad una fragilità complessiva molto forte. Ma quello che è ancora più interessante, perché questa, se vogliamo, può diventare quasi un'interpretazione di tipo scientista, neopositivista e determinista, quello che è ancora più interessante è l'elemento antropologico, perché da secoli la popolazione carnica, montana, era consapevole che esistessero molte realtà che andavano al di là della vita e della quotidianità dell'umano. Il mondo era popolato da presenze e da spiriti che era difficile da contenere, che entravano a far parte delle ombre che si trovano nelle nostre case, che si intrufolano negli armadi, nei cassetti, che trovano recesso nella profondità delle cantine, che respirano con lo stesso alito del bosco e della foresta e che sono difficili da contenere, sono difficili da controllare, se non attraverso rituali sciamanici che nella tradizionale cultura contadina o montanara delle nostre genti erano esercitati da figure come le levatrici, per esempio, ma alle volte anche come i sacerdoti stessi, che erano spesso figure molto ambigue, che cavalcavano due culture, la cultura ufficiale da una parte e dall'altra la cultura folclorica, quella popolare, quella legata alle tradizioni, alle leggende, all'immaginario collettivo. Ecco, probabilmente in questa seconda metà dell'Ottocento viene meno un tessuto molto forte che per secoli aveva ritualizzato il male, e ritualizzandolo era stato capace anche di esorcizzarlo, senza la necessità di cadere in
momenti quasi corali di sconforto e di possessione demoniaca. Oggi noi donne e uomini del terzo millennio dobbiamo guardare a quei fatti prima di tutto con la curiosità di chi vuole indagare la propria storia anche in quella camera oscura, curiosa e difficile da interpretare, che fa parte, lo dice la storiografia anglosassone, del dark side, cioè del lato oscuro, però anche con l'attenzione, con il senso della pietà e di partecipazione umana nei confronti di un tempo e di una storia difficile da ingoiare, difficilissima da inghiottire, in cui molto frequentemente la miseria, la deprivazione creava un mondo fatto di suggestioni talmente tanto forti da far cadere in deliquio, da far prendere il corpo da convulsioni e l'anima da uno smarrimento che portava a evidenze di questo tipo. Ai confini della storia, con Angelo Floramo, un podcast di Banca 360 FVG.